Quest'oggi, dottor Zagonel, non parleremo né di Lorenzo da Ponte né specificatamente della storia del Cenedese, ma parleremo della storia di Vittorio Veneto e di queste due comunità, da una parte Serravalle, dall'altra Ceneda, che a un certo punto della loro storia, dopo una grande divisione, si sono unite. Sì, queste due entità, diciamo, questi due comuni, vecchi comuni, queste due entità di nuclei di abitanti, Serravalle e Ceneda, sono vicinissime perché i due centri distano solo 3 chilometri, ma sono state sempre due entità divise. Serravalle in pratica è di origine medievale, ma diciamo, e è nata lungo il castrum dei Da Camino, ma comunque è diventata un'entità diciamo importante sotto la Repubblica Veneta quando estinto l'ultimo Da Camino nel 1335-1337 è passata sotto la giurisdizione della Repubblica Veneta che mandava qui un podestà che durava in carica 16 mesi. Per Ceneda, Per invece? Ceneda invece la storia è diversa, è sempre stata una contea, l'antico ducato di Ceneda longobardo si è sempre più ristretto fin tanto che il vescovo ha mantenuto la giurisdizione civile, anche civile e politica, quindi sulla contea di Ceneda e Tarso, una piccola entità, una enclave all'interno della Repubblica Veneta che però è sempre stato amministrato e difatti si chiamava Conte, il vescovo di Ceneda. Ecco, qui noi siamo nel parco davanti al municipio di Vittorio Veneto. Ecco, prima dell'unione di queste due comunità, qui che cosa c'era? Qui c'era solo campagna, praticamente c'era un viottolo che, diciamo, collegava le due cittadine, ma qui c'era campagna e qui siamo proprio sul confine tra il comune di Ceneda e il comune di Serravalle e il comune di Ceneda. E qua sopra invece che cosa abbiamo? Qua sopra sul Monte Altare abbiamo proprio la linea di confine su quel ruscello poco distante dove c'è la scritta Vittorio Veneto. Le due, però, siccome queste due entità politiche eh, con la caduta della Repubblica Veneta sono state inserite nel contesto, diciamo, prima del Regno d'Italia, poi nel Lombardo-Veneto, da allora c'è stata un'aspirazione delle due, diciamo, dei due cittadine di unirsi e formare una entità politica unica. E questo quando è avvenuto? Questo è venuto progressivamente a partire dall'Ottocento, dagli inizi dell'Ottocento, già in epoca napoleonica, ma soprattutto col Regno Lombardo-Veneto. E difatti c'è stata una specifica richiesta quando l'imperatore Francesco I d'Austria si è recato è stato a Vittorio Veneto nel 1825, c'è stata una petizione delle due comunità per poter vedere di creare un'entità unica di questi due comuni, ma naturalmente l'imperatore ha detto di no. Quindi questa aspirazione c'era e si è consolidata via via che il risorgimento si avviava la storia del risorgimento e l'unità d'Italia. E soprattutto già nel 1848, la rivoluzione del 48, quando c'è stato quel mese di libertà prima che ritornasse l'Austria, le delegazioni di Serravalle e di Cene si scambiarono vessilli, tricolori e tutto, quindi c'era già questo embrione di unità. Ecco, qui leggiamo Vittorio Veneto a Giuseppe Garibaldi. Allora, questa aspirazione di avere un'entità politica unica si realizzò con la terza guerra di indipendenza, quando il Veneto nel 1866 venne occupato dalle truppe italiane pur dopo le disastrose battaglie di Custozza e di Lissa, si riunirono i due consigli comunali e in una petizione comune chiesero di poter unirsi e di dare un nuovo nome alla città e di prendere il nome di Vittorio in omaggio al re d'Italia Vittorio Emanuele II.
Questo subito ancora il 24-25 agosto del 66, cioè un mese dopo la fine della guerra, della guerra, soprattutto la fine delle due battaglie e il ritiro delle truppe austriache. Qui c'erano già le truppe italiane. Naturalmente anche lì c'è stata un po' di burocrazia, perché improvvisamente dare il nome bisognava cominciare a capire come fare e in pratica nel giro di 2 mesi c'è stata la possibilità di unire le due comunità e di dedicare il nuovo nome in memoria, no, a Vittorio Emanuele, in omaggio a Vittorio Emanuele. Ecco, questa è la piazza principale di Vittorio Veneto, ma quando viene costruito quel palazzo? Allora, Vittorio Emanuele II arriva diciamo, a Cenere e Serravalle, dicono questa è la città dedicata a lei, e lui dice ma qui non c'è niente. Sì, perché è l'unione di due comuni, adesso diciamo la rappresentanza comunale faremo qui il centro, e quindi qui faremo il centro, il nuovo municipio, abbandoniamo i 2 municipi vecchi di Serravalle e di Cenere, faremo poi una stazione ferroviaria, faremo tutti gli uffici comunali, la pretura eccetera, e dal 1866 in poi, dal Prato, si inizia diciamo, a costruire tutta l'attività amministrativa della città. Naturalmente, avendo spazio, ci sono anche i giardini, si costruiscono dei giardini. Ecco, Vittorio Veneto viene chiamata anche la città verde. Lo si vede qua, c'è tutto verde intorno. E in più la piazza poi viene anche arredata con 2 monumenti che oggi non esistono più. Nella piazza, che si chiamava Vittorio Emanuele II, c'era una statua dedicata al re, e qui dove c'è adesso la fontana c'era una statua dedicata a Giuseppe Garibaldi, naturalmente l'eroe dei 2 mondi, che ha unificato con le sue, diciamo, vittorie, in parte realizzato l'unità d'Italia. Ma il momento più importante per quanto riguarda la pubblicità a livello internazionale di Vittorio Veneto è con la Prima Guerra Mondiale. Vittorio è rimasto sconosciuto, perché naturalmente si conosceva l'entità di Cenere e Serravalle, ma Vittorio è rimasto un po' nell'ombra come città, fino alla Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché quando c'è stato Caporetto e le forze italiane sono attestate sul Piave, qui siamo a 35 km dal Piave in linea d'aria, e quindi l'esercito prima tedesco, poi austro-ungarico, che si è attestato dall'altra parte del Piave, da questa parte, qui ha costituito il nucleo, diciamo, del comando per il Piave. Questo nucleo di comando molto importante per loro, che è durato un anno, da novembre del 17 a novembre del 18. Con la rottura, diciamo, del fronte sul Piave, con la battaglia del Piave dell'ottobre 1918, non c'è stata la battaglia di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto sono riunite le truppe che convergevano dal Piave e dalla vallata, e qui ha preso il nome battaglia di Vittorio Veneto. Ancora però non si chiamava Vittorio Veneto, però E quante città c'erano in Italia? C'erano moltissime città che avevano dedicato il nome o cambiato il nome in omaggio al re della patria, Vittorio Emanuele II. Allora molti militari scrivevano, o altri scrivevano Vittorio tra parentesi Veneto, fin tanto che con un decreto del 1923 anche la città ha preso il nome di Vittorio Veneto. E arriviamo ai giorni nostri. Come si vive a Vittorio Veneto? Beh, a Vittorio Veneto si vive abbastanza bene, insomma, da un punto di vista di aria buona e così si vive bene. Dal punto di vista economico, c'è una notevole zona industriale tra Conegliano e Vittorio Veneto. Naturalmente, come al giorno d'oggi sono dei grossi problemi, e i problemi li abbiamo anche noi, soprattutto è una città di anziani, non è una città di giovani. Si sente spesso dire questa cosa e lei la conferma. Confermo, sì, perché la popolazione di Vittorio penso che abbia un 30% di popolazione ultra sessantenne. E la cultura invece, che lei insomma è uno che ha sempre investito in cultura. La cultura, ecco, Vittorio secondo me è un patrimonio culturale da valorizzare, perché
All'interno, se facciamo un esempio della Marca Trevigiana, le istituzioni culturali che ha Vittorio Veneto sono, Treviso è il capoluogo, ma non c'è altra città della provincia di Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano che abbia istituzioni culturali o un patrimonio culturale come ha la nostra città, e questo sarebbe da valorizzare e da maggiormente farlo emergere, insomma.